Buongiorno, le principali notizie. Un disastro annunciato, il report di Legambiente denuncia l'elevata densità abitativa e le trasformazioni urbanistiche tra le cause che hanno aggravato i danni del ciclone Harry. A Niscemi il centro storico devastato, oltre 1500 gli sfollati, famiglie e commercianti senza casa e lavoro. Oggi il Consiglio dei Ministri per gli stanziamenti annunciati dalla Premier Meloni. A Palermo fino a 1.000 euro per una patente nautica. I funzionari della motorizzazione riprese mentre in bagno contavano le mazzette. Sta circolando la droga tra la Sicilia e la Spagna. A capo dell'organizzazione una coppia di catanesi. Sta circolando in questi giorni anche in Sicilia la truffa della ballerina. Un messaggio su WhatsApp inviato da un conoscente ci invita a votare per una figlia di amici che partecipa a un concorso. Sembra tutto vero, invece la nuova trappola online. La scelta tra ricchezza e vocazione spirituale nel musical dedicato a San Francesco d'Assisi è andato in scena al Palacongressi di Agrigento. Catania punta a Trapani, il recupero in programma al Massimino. Stasera la squadra è obbligata a vincere per accorciare le distanze dal Benevento. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano un'ultima ora di cronaca giudiziaria. La squadra mobile di Caltanissetta a seguito di un'operazione del gennaio scorso ha arrestato e posto ai domiciliari il deputato dell'Ars Michele Mancuso e il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. È disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio di impresa per la durata di 12 mesi nei confronti dei rappresentanti legali e componenti dell'associazione Gente Emergente, Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizzioli. Mancuso è accusato di aver ricevuto 12.000 euro per favorire l'associazione Gente Emergente, destinataria di 98.000 euro di fondi pubblici per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. Agli altri indagati è contestata anche un'ipotesi di truffa aggravata. Veniamo al report di Legambiente, cronaca di un disastro annunciato, così appunto l'associazione ambientalista definisce il ciclone Harry, presentato appunto un dossier. Sentiamo Francesco Triolo. Una realtà allarmante, un territorio dove l'elevata densità abitativa e le profonde trasformazioni urbanistiche hanno annullato la resilienza naturale di fronte ai cambiamenti climatici. La denuncia di Legambiente Sicilia, che a Messina ha presentato un dossier sulle cause e gli effetti del ciclone Harry sulla fascia ionica. Temperature marine più elevate, innalzamento del mare, venti meteorologici estremi e piogge torrenziali stanno infatti trasformando in modo irreversibile il profilo delle coste, con danni ambientali ed economici senza precedenti, e il Mediterraneo si caratterizza sempre più come un hotspot mondiale del cambiamento climatico, quindi bisogna evitare di ripetere scelte sbagliate. Fare le scelte sbagliate significa intanto appunto ricostruire laddove si è capito che non si deve costruire, dagli stabilimenti balneari ai lungomari, lungo appunto la fascia costiera, che sono opere rigide che aumentano i processi di erosione costiera e gli effetti devastanti delle tempeste e delle mareggiate, e quindi su questo bisogna completamente cambiare strategia. Tra il 2009 e i primi mesi del 2026 in Sicilia sono stati registrati oltre 302 eventi estremi, 45 solo nel 2025 e 8 già nel mese di gennaio 2026. Oggi il 77% della fascia costiera siciliana è a rischio erosione, mentre negli ultimi 15 anni è stato consumato oltre il 6% del territorio costiero. In particolare il dossier evidenzia come l'area ionica si sia trasformata dal 1954 ad oggi da un ecosistema di spiagge profonde e dune protettive in una città lineare ipersatura. Adesso a Niscemi, il centro storico devastato, oltre 1.500 gli sfollati, famiglie e commercianti senza casa e lavoro. E adesso si attende il Consiglio dei Ministri convocato per oggi per gli stanziamenti annunciati dalla Premier Meloni quando è stata qualche giorno fa in visita proprio a Niscemi. GR Italia.
Case sventrate, saracinesche abbassate, strade deserte. A Niscemi la frana ha stravolto il volto del centro storico e sospeso la vita di oltre 1500 persone. Un'intera comunità costretta a fuggire, lasciando dietro di sé case, attività e ricordi. Ieri gli sfollati hanno incontrato la Premier Giorgia Meloni per chiedere risposte, tempi certi e interventi immediati. E la richiesta è netta: risarcimenti rapidi e sicurezza per chi dovrà rientrare. Questa sicurezza la danno gli interventi che dovranno essere fatti nei costoni. Non siamo d'accordo con soluzioni di fortuna, con Newtown, con altre soluzioni che non ci interessano. Ecco, noi vogliamo essere risarciti ed essere liberi di rifarci una vita, di ricominciare una vita dove ci pare. E dal governo ieri sono arrivate promesse di fondi e procedure accelerate. Le risorse ci saranno per fare quello che va fatto. Ma non vanno disperse, e quindi anche rispetto a quello che è accaduto nel passato, dove a volte non mancavano le risorse ma mancava la capacità di spesa di quelle risorse, la mia scelta è che le risorse devono essere erogate man mano che vengono spese. Alla Premier fa eco anche il sindaco Massimiliano Conti, che ribadisce che Niscemi non verrà lasciata sola. Ci sarà il Consiglio dei Ministri dove verrà varato un DL e noi saremo chiaramente trattati nel DL con apposite norme, con appositi stanziamenti, e ci sarà un commissario straordinario soltanto per Niscemi. Tutto questo per accelerare i tempi, è una cosa che ci dà certezza alla città, e quindi siamo pienamente soddisfatti. Ma in città oggi la fiducia è legata ai fatti, perché la ferita è profonda e il tempo pesa. Noi vogliamo ricevere questi aiuti per ricostruirci una vita qui, per ricostruire una vita a Niscemi e ricominciare, ma non tra 10 anni, 14 anni come è stato fatto, qualcuno anche se ne vanta, ma adesso. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha sequestrato 500.000 euro ad un pregiudicato di Enna, attualmente in carcere perché il suo ruolo di capo mafia della famiglia appunto di Enna. Le indagini hanno fatto luce su patrimoni accumulati illecitamente anche mediante familiari prestanome, il cui tenore di vita è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Adesso a Palermo 1.000 euro per una patente nautica ed esami truccati alla motorizzazione. Le telecamere hanno ripreso alcuni funzionari mentre contavano le mazzette quando si trovavano in bagno. Desiree Ferlito. Patenti nautiche vendute a prezzo fisso, esami truccati e mazzette contate perfino nel bagno degli uffici. È lo scandalo che scuote la motorizzazione di Palermo, dove un'indagine ha portato all'emissione di 5 misure cautelari e coinvolto complessivamente 46 persone. Il provvedimento è stato firmato dal GIP al termine degli interrogatori preventivi. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e telecamere piazzate dalla polizia stradale negli uffici, avrebbero fatto emergere un vero e proprio sistema corruttivo. Le immagini riprenderebbero l'ex funzionario Marcello De Caro mentre conta 7.000 euro in contanti all'interno di un bagno della struttura. Poco dopo, nello stesso luogo, un collega sarebbe stato immortalato con un'altra busta piena di denaro. Secondo l'accusa esisteva un vero e proprio tariffario, 1.000 euro per ottenere la patente nautica, con possibilità di conoscere in anticipo le domande dell'esame. In alcuni casi i candidati non si sarebbero nemmeno presentati ai quiz e la loro presenza sarebbe stata attestata falsamente. Tra gli indagati anche il portiere del Catanzaro Mirko Pigliacelli. Secondo i magistrati il verbale del suo esame sarebbe stato falsificato perché nel giorno del quiz si trovava in ritiro con la sua squadra. L'inchiesta punta ora a chiarire l'ampiezza del sistema e il numero effettivo di patenti rilasciate. Scoperto un traffico internazionale di droga tra la Sicilia e la Spagna. A capo dell'organizzazione c'erano un catanese e la compagna, sequestrati marijuana, hashish, armi e 1 milione di euro. Tonino De Mana. 12 indagati, un maxi sequestro di cannabis e di un'ingente somma di denaro, oltre 1 milione di euro. È il bilancio di un'operazione antidroga internazionale denominata Barcellona Express Farfalla, che ha portato all'arresto di 12 persone tra Sicilia e Spagna. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante per il promotore della disponibilità di armi, detenzione, spaccio di droga e riciclaggio. Al centro dell'indagine un traffico di
marijuana ed hashish dalla Spagna alla Sicilia orientale. Numerose perquisizioni in province di Catania e a Barcellona hanno portato al sequestro di 1.670 piante di cannabis, di 3 piantagioni indoor di sostanza stupefacente e di oltre 40.000 euro in contanti. Un ulteriore carico, destinato in Sicilia, è stato intercettato al porto di Civitavecchia con la droga che era nascosta all'interno di grossi sacchi di mangime per animali domestici, in modo da rendere difficoltosa l'individuazione in caso di controlli. A capo dell'organizzazione ci sarebbe stato un catanese di 46 anni che si avvaleva della preziosa collaborazione della compagna. Ad entrambi è stato contestato il reato di riciclaggio di denaro. E un corriere della droga è stato arrestato dalla polizia a Catania dopo una fuga dalla zona industriale al quartiere di San Cristoforo, sequestrati 44 kg di cocaina. Desiree Ferlito. Pensava di muoversi lontano da occhi indiscreti tra i capannoni della zona industriale di Catania, ma il suo giro di rifornimento si è trasformato in una fuga disperata finita con le manette. Un extracomunitario di 31 anni è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato mentre armeggiava sotto il sedile anteriore lato passeggero della sua auto. Alla vista degli agenti ha tentato di scappare speronando l'auto di servizio e dandosi alla fuga fino al quartiere di San Cristoforo, dove ha abbandonato il veicolo nel tentativo di far perdere le proprie tracce. All'interno dell'auto gli investigatori hanno sequestrato 10 panetti di cocaina per un peso complessivo di 11 kg, oltre a un borsello contenente un telefono cellulare e 2 passaporti intestati allo stesso fuggitivo. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire altri 28 panetti di cocaina. In totale sono 44 i panetti di droga sequestrati. L'uomo, rintracciato poco dopo, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Affonda in aula la riforma degli enti locali, l'Ars boccia col voto segreto il terzo mandato ai sindaci e il consigliere supplente. Si salvano solo le quote rosa. Maglio Viola. Niente terzo mandato per i sindaci dei comuni siciliani con meno di 15.000 abitanti. In Italia esiste, ma nell'isola non ci sarà. Stop anche al consigliere supplente. Il voto segreto affonda la riforma degli enti locali. Cadono nel vuoto gli appelli dell'Anci Sicilia. E ancora una volta nel segreto dell'urna almeno una decina di deputati di maggioranza votano insieme all'opposizione. Indignato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che però non può che prendere atto della volontà dell'Aula, che comunque approva il cosiddetto tagliando antifrode e dà il via libera ad una sola delle norme pregnanti, ovvero la rappresentanza femminile al 40% nelle giunte comunali siciliani. Per ottenere questo risultato le donne parlamentari, che temevano venisse affossato anche questa norma, erano scese in piazza ottenendo il sostegno di sindacati e società civile. C'erano i deputati in piazza che avevano espresso anche la vergogna per il percorso travagliato della norma. Questa norma è diventata quasi merce di scambio con altre norme, non siamo assolutamente disponibili. È paradossale che nel 2026 siamo ancora qua a lottare per un sacrosanto diritto di pari opportunità e di uguaglianza di genere. È veramente una cosa che a me personalmente mi causa anche vergogna. Ma protestavano anche le esponenti femminili di altre amministrazioni, oltre a sindacati e studentesse. Era necessario che questa battaglia tornasse, come d'altronde era già partita, in piazza, perché è bene che dentro si capisca che la voce da ascoltare non è soltanto quella delle donne che già, come anche noi, ricoprono ruoli istituzionali, ma di ogni donna e anche di ogni uomo. Mi permetto di dire che non si accontenta più di una politica espressione soltanto dello sguardo maschile. Le quote rosa adesso sono legge, ma il prezzo pagato è una riforma decisamente dimezzata. Una pausa pubblicitaria e poi dopo ci occuperemo della cosiddetta truffa della ballerina. Sta circolando in questi giorni anche in Sicilia la cosiddetta truffa della ballerina. Sentiamo di che si tratta. Un messaggio inoltrato come tanti, una ballerina in primo piano con la didascalia "potresti votarla" e la figlia di amici cari. Attenzione, nessun concorso, nessuna bimba da votare, è la nuova trappola online che da giorni circola su WhatsApp colpendo ignari utenti in tutta Italia. Si tratta di una sofisticata forma di phishing della messaggistica che sfrutta la buona fede dell'utente per rubare il controllo degli account e per propagarsi come un virus. Nessun pagamento richiesto. I truffatori usano spesso la parola gratis per carpire la fiducia della loro vittima.
Il link ovviamente non porta ad alcun concorso di danza, l'utente viene reindirizzato in un sito falso che imita l'aspetto di una piattaforma ufficiale e che a breve gli carpirà tutti i dati. Cosa fare per difendersi? Non aprire link ricevuti anche da contatti della propria rubrica, inserendo dati personali quali il proprio numero di telefono o un codice di verifica ricevuto tramite SMS. Attivare il sistema di sicurezza della verifica in 2 passaggi e controllare se al proprio account sono connessi altri dispositivi, eliminando quelli non conosciuti. Chi casca nella rete consegna inconsapevolmente le chiavi del proprio account WhatsApp ai truffatori. In pochi minuti si perde l'accesso al proprio profilo e il messaggio della ballerina schizza su tutti i contatti dell'utente, diffondendo la truffa in modo esponenziale. In caso di compromissione del proprio account, notiziare tempestivamente tutti i propri contatti di una possibile truffa e segnalare o denunciare alla Polizia di Stato qualsiasi attacco ricevuto. La scelta tra ricchezza e vocazione spirituale nel musical dedicato a San Francesco d'Assisi è andato in scena al Palacongressi di Agrigento. Davide Sardo. C'è un teatro che intrattiene e un teatro che lascia il segno. E ancora una volta è accaduto con Forza Venite Gente, la commedia musicale dedicata alla vita di San Francesco d'Assisi, che ha conquistato il pubblico del Palacongressi di Agrigento nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali. Oltre 40 anni di storia sulle spalle e un entusiasmo che non conosce tempo. 20 performer tra attori, cantanti e ballerini hanno dato vita a uno spettacolo rinnovato nelle scenografie e nelle soluzioni tecnologiche, ma fedele all'impianto narrativo che dal 1981 emoziona generazioni. Al centro il conflitto universale tra il giovane Francesco e il padre Pietro Bernardone, la scelta tra ricchezza materiale e vocazione spirituale, tra aspettative familiari e libertà interiore. È una storia in cui tutti possono ritrovare dei piccoli pezzetti di sé, c'è un rapporto tra un padre e un figlio molto conflittuale, c'è la capacità di un uomo di radunare persone e di coinvolgerle verso la direzione che aveva scelto. Abbiamo un pubblico che è estremamente caloroso, estremamente numeroso, che canta con noi, che si emoziona con noi e che, essendo uno spettacolo che ha tanti anni, in qualche modo rivive anche un po' la propria storia. Applausi convinti e partecipazione calorosa per uno dei musical più longevi del panorama nazionale, capace ancora oggi di unire comunità diverse attorno a un messaggio senza tempo. Breve pausa al calcio, atteso match stasera tra il Catania e il Trapani. Eccoci al calcio, stasera al Massimino il recupero tra Catania e Trapani, i rossazzurri obbligati a vincere per accorciare le distanze dal Benevento primo in classifica. Francesco Triolo. È tempo di non perdere più tempo, un gioco di parole che rende però l'idea della condizione attuale del Catania del campionato. Il recupero di domani sera al Massimino contro il Trapani può mettere in condizione i rossazzurri di risalire a -5 in classifica dal Benevento. Un altro risultato renderebbe le distanze con il primo posto sempre troppo lunghe, considerato che le partite da giocare sono sempre di meno. Il Catania si mangia le mani per le occasioni perse. Nelle ultime 3 partite ha di fatto dato via libera al Benevento. Toscano e il club hanno scelto la via del silenzio per rispetto alla scomparsa di Orazio Russo e quindi non ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia. Il tecnico però recupera Lunetta e Corbari dopo la squalifica, ritrova Di Noia che ha saltato la gara di domenica per un affaticamento muscolare. Può contare regolarmente su Bruzzaniti che si giocherà il posto sulla 3/4 con D'Ausilio, Lunetta stesso e Jimenez. Il Trapani arriva al Massimino dopo la sconfitta di Giuliano, pesante per la classifica dei Granata, immischiati sempre di più nella zona play-out. Aronica per la partita di domani ha tutti gli uomini a disposizione tranne gli infortunati Ciuferri e Vasquez. Su quest'ultimo c'è una leggera speranza, ma lo staff medico valuterà le condizioni della sua caviglia e poi si deciderà se sarà disponibile, almeno per la panchina. Prima di chiudere una notizia dall'ANSA, un ragazzo di 20 anni è morto nello scontro tra 2 auto lungo la strada statale 113 all'altezza di Buonfornello, siamo nel Palermitano. Un'altra persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere. Le indagini sono della polizia stradale.
Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione alle 14, grazie intanto per l'ascolto e buona giornata.